Questa è la storia di Piazza Garibaldi, ci troviamo a Padova. Un tempo si chiamava Piazza della Paglia perché era la sede del mercato del fieno o Piazza dei Noli, da nolo, cioè il pagamento del servizio di trasporto, dato che qui partivano le carrozze. Per questo, per molto tempo, è stata anche un importante centro di smistamento delle comunicazioni con il territorio. I conducenti delle carrozze spesso si esprimono in modo scurrile. Per limitare questo turpiloquio, nel 1756 i parrocchiani della chiesa di San Matteo posizionano nella piazza una statua di Maria, rinominata poi Madonna di Noli, attribuita all'artista padovano Antonio Bonazza. Garibaldi visita Padova il 6 marzo 1867. Dopo questo evento intitolano la piazza a suo nome e nel 1886 gli dedicano una statua, rimpiazzando quella della Madonna che viene spostata nella chiesa di Sant'Andrea. All'inizio del Novecento venne realizzato Corso del Popolo, demolendo il convento di San Matteo, di cui oggi rimane solo il campanile, collegando piazza Garibaldi e il centro direttamente con la stazione. Padova viene dotata di una vasta rete tranviaria e questa piazza diventa un crocevia di molte linee. Negli anni 20, nel quadro delle grandi trasformazioni volute per la città, venne demolito l'albergo Fanti e Stella d'Oro, che nell'Ottocento era uno dei più prestigiosi della città, realizzando al suo posto due edifici in stile eclettico monumentale. Il Palazzo della Società Igea, progettato da Peressutti, e Palazzo Menato, progettato da Torres, che per alcuni anni ha ospitato l'Hotel Regina. Monumento a Garibaldi, visto come un ostacolo al traffico, viene spostato davanti ai giardini dell'Arena. UPIM acquista il settecentesco Palazzo Zaborra e lo adibisce a grande magazzino. Nel dopoguerra lo demolisce per far posto a un edificio commerciale che verrà negli anni 90 trasformato in quella che oggi è l'ex Rinascente. L'8 dicembre 1954 il comune di Padova, accogliendo il desiderio della popolazione, riposiziona al centro della piazza la statua della Madonna, su una colonna probabilmente appartenente al foro romano di Padova che era stata trovata con degli scavi archeologici nei pressi del caffè Pedrocchi. La rete tram danneggiata durante la seconda guerra mondiale viene dismessa e per piazza Garibaldi passeranno prima i filobus, poi gli autobus e nel prossimo futuro il tram farà il suo ritorno con la linea SIR2 Rubano-Vigonza.